24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Non solo Vinitaly per il ministro Mario Catania. La 3 giorni a Verona del ministro delle politiche agricole è culminato oggi con la visita al centro agroalimentare Verona Mercato. Il ministro ha potuto vedere da vicino, anche a stretto contatto con gli operatori, il funzionamento del più grande mercato del nord-est e le sue strategie di sviluppo. Il ministro Catania, affiancato dal presidente di Verona Mercato Giampaolo Sardos Albertini e dal direttore Paolo Marci, ha prima fatto visita a piedi all'interno della galleria del mercato ortofrutticolo, si è soffermato per una pausa cogliendo l'occasione di gustare una buona spremuta fatta con fresche arance e si è poi trasferito alla sala convegni nell'edificio direzionale per tenere un dibattito con i vari operatori. Dopo tanto vino anche un po' di ortofrutta, che è un altro degli asset vincenti del nostro paese. Ho trovato una struttura molto efficiente, qui ci passa molto prodotto destinato all'esportazione e questo è importante, speriamo che cresca sempre di più. È un grandissimo onore perché è la prima volta che il Ministro delle Politiche Agricole visita il nostro mercato da quando è stato realizzato e quindi è un'importantissima struttura che in questo momento qua contribuisce assieme al vino a rappresentare una delle voci più importanti dell'export dell'ortofrutta. Taglio del nastro questa mattina della prima bottega di Campagna Amica a Verona. Il punto vendita si trova in Viale del Lavoro e fa parte di un circuito voluto da Coldiretti per ridurre i passaggi dal produttore al consumatore, attraverso la creazione di una filiera agricola tutta italiana. All'inaugurazione erano presenti il ministro delle politiche agricole Mario Catania, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti, il sindaco Flavio Tosi, il presidente della provincia di Verona Giovanni Miozzi ed il presidente nazionale di Coldiretti Sergio Marini. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere un nuovo modo per fare la spesa, acquisti sani, gustosi, italiani e soprattutto più veronesi. Botteghe di Campagna Amica, filiera corta, protagonismo agricolo, il valore aggiunto va all'agricoltura, il consumatore riesce ad avere i prodotti del territorio, una giusta ed equa ripartizione e sicuramente tutto prodotto italiano. Visto che il consumatore può trovare un prodotto fresco, un prodotto di una qualità elevata, a prezzi assolutamente accessibili, perché il nostro obiettivo è quello di accorciare la filiera dal produttore al consumatore. Qui non ci sono passaggi, o meglio ce n'è uno solo passaggio, per cui riteniamo che il consumatore possa trovare riscontro anche sotto l'aspetto economico. Il compratore, il cliente sa che prende made in Italy, made in Verona probabilmente, e quindi sa di potersi fidare, prezzo e qualità insieme. Anticipare di qualche mese rispetto ai tradizionali tempi dell'Europa circa 360 milioni a oltre 90.000 imprese agricole del Veneto, che hanno diritto al premio unico comunitario, senza spese di commissione per gli imprenditori, senza costi per le casse pubbliche, con il minimo di adempimenti per gli interessati e a condizioni assolutamente vantaggiose. Euribor più uno spread fino al 4,5%. Sono questi gli obiettivi del progetto Insieme per l'Agricoltura, che ha visto insieme Regione, organismo pagatore regionale AVEPA e 10 istituti di credito operanti nel Veneto, che ieri a Verona, nello stand istituzionale della Regione al Vinitaly, hanno firmato uno specifico protocollo di intesa. Germanwings, low cost tedesca leader a livello europeo, ha puntato anche quest'anno sul mercato italiano, lanciando tra gli altri il nuovo collegamento Treviso-Stoccarda, operativo con il piano di voli estivo 2012. Da ieri l'aeroporto Antonio Canova è collegato allo scalo di Stoccarda da 3 voli a settimana, lunedì, venerdì e domenica, a cui dal 16 maggio si aggiungerà una quarta frequenza il mercoledì. La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già operativi per Colonia-Bonn settimanale e Hannover mercoledì, venerdì e domenica. Treviso e Regione sono una destinazione di grande fascino per i turisti tedeschi, con un'offerta variegata che va dalle vacanze estive ai weekend durante tutto l'anno e con tematiche che spaziano dalla natura alla gastronomia all'arte.
Marina Carmen, 18enne romena, Youssef, marocchino 30enne, Ionelia, 22 anni romena, Dragan, bosniaco 21enne, Merjim, kosovaro 19enne. Sono i 5 giovani che hanno perso la vita sabato in un tragico incidente a Bagnoli di Sopra nel Padovano. Un lungo rettilineo, una curva sbagliata che è stata fatale. Alla guida della Mercedes volata nello scolo Monselesana, Youssef, il più grande, residente a Campo San Piero in provincia di Padova, era stato lui ad organizzare l'uscita. 5 amici per una giornata di festa insieme, 5 giovani immigrati rimasti imprigionati nell'auto che in brevissimo tempo è stata invasa dall'acqua. Zonin guarda a nord-ovest, il presidente della Banca Popolare di Vicenza pronto ad espandersi acquistando l'istituto da 122 sportelli leader a Biella e a Vercelli, tutti particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.